Siamo molto arrabbiati del comitato perché non abbiamo nessun riscontro, soprattutto dalla parte del comune. Noi abbiamo raccolto 440 firme, abbiamo mandato la petizione al sindaco ancora il 19 marzo. E il comune che cosa ha risposto? Zero. Poi la strada addirittura non ci sarà più la pista ciclabile per le biciclette o i pedoni, però serve solo esclusivamente alle macchine. Non ci stanno i residenti della zona che hanno deciso di bloccare la viabilità lungo via Indri, un'azione di protesta per urlare tutta la loro rabbia. L'amministrazione comunale sta agendo contro la volontà dei cittadini, dicono. Via Indri nel tratto iniziale verrà aperta nei due sensi di marcia. Il progetto originale invece prevedeva, spiegano, il senso unico con la costruzione di una pista ciclabile. Non solo. Sono molto arrabbiati, giustamente dal nostro punto di vista. Noi abbiamo votato già un ordine del giorno in febbraio che continua ad appoggiare il progetto originale. Il progetto originale vuole la strada a senso unico e una pista ciclabile che arrivi fino alla fine di via Indri. Lungo questa via, fra l'altro, c'è un centro disabili. Questa scelta causerebbe non pochi problemi di spostamento proprio a loro. A questo va ad aggiungersi il problema di via Valfiorentina e Val di Fassa, che invece sono chiuse da tempo, impedendo ad oltre un centinaio di residenti di poter circolare liberamente nel quartiere. Sono 10 anni che noi ci battiamo del comitato per l'apertura di queste due strade, via Valfiorentina e via Val di Fassa, che rimangono chiuse. Il duro attacco è contro l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo, colpevole di non ascoltare le esigenze dei cittadini, ma i residenti non hanno nessuna intenzione di cedere alle armi e già promettono nuove battaglie.